La Porta d'Europa, simbolo dell'accoglienza e omaggio alle vittime del Mediterraneo, caricata su un camion e diretta a Bruxelles. Il post a 10 giorni dal voto dall'idea del clima che cambia lo pubblica sulla sua pagina Facebook il vice sindaco di Lampedusa, il leghista Attilio Lucia, che a maggio è stato eletto alle comunali nell'isola che Matteo Salvini ha visitato decine di volte chiedendo il ripristino dei decreti sicurezza. La comunità lampedusana non ha bisogno di quel monumento per ricordarsi della tragedia che si vive ogni giorno nel Mediterraneo, dice Lucia, che si augura che Salvini torni ministro dell'Interno. L'unico ad aver fermato gli sbarchi. La difesa dei confini deve tornare a essere una priorità della politica. L'Italia torni a far sentire la sua voce in Europa e pretenda un'assunzione di responsabilità collettiva, perché contro le stragi del Mediterraneo non bastano i concerti e le frasi di circostanza, servono i fatti e se l'Europa non risponde si porti lì la Porta d'Europa di Lampedusa. Lucia il 3 ottobre, alle celebrazioni dell'anniversario di quella che è stata la più grande strage dei migranti nel Mediterraneo, non c'era. Una pagliacciata, la solita passerella, i morti si ricordano in silenzio e pregando, non con concerti e balli in giro per le strade. Invece che musiche e danze servivano una messa, una veglia, una fiaccolata per ricordare quel dolore e dire che Lampedusa non vuole più riviverlo. Il 3 ottobre nel 2013, davanti alle coste dell'isola di Lampedusa, persero la vita 368 persone tra uomini, donne e bambini. Lucia ha rilanciato così col suo post la provocazione del sindaco Filippo Mannino che davanti al presidente della Camera Roberto Fico aveva detto che la Porta d'Europa doveva traslocare a Bruxelles, all'ingresso del Parlamento europeo, perché l'immigrazione è un problema europeo e esige una risposta europea.